La situazione del Veneto ha due percorsi. C'è un discorso storico che ci vede per definizione sottostimati e quindi ci lascia con parametri socio-economici che oggi, dopo anni di crisi, non sono più quelli, e l'attuale situazione che invece vede ulteriormente delle assegnazioni che mettono in difficoltà le scuole, sia per quanto riguarda i docenti, sia per quanto riguarda il personale ATA, confrontando con regioni chiaramente di dimensioni analoghe alle nostre. Abbiamo avuto delle assegnazioni anche sull'aggiuntivo, l'adeguamento, come si dice, all'organico di diritto, sicuramente irrisorie, 150 rispetto a 500 di altre realtà. Noi abbiamo una buona scuola costruita sulla carta. Se prendiamo i dati del Veneto, per esempio, su 611 istituzioni scolastiche noi ci troviamo di fronte a 123 reggenze, cioè un quinto delle nostre scuole senza preside. In realtà ci troviamo di fronte a una situazione paradossale dove la stessa persona svolge due funzioni su due istituti diversi in un momento drammatico, cioè nel momento in cui si deve preparare il piano triennale e si deve preparare la nuova offerta formativa per il prossimo anno. La cosa più logica da fare è di mettere a posto queste situazioni. Un'offerta formativa che probabilmente sarà di qualità più bassa, contando anche tutti gli studenti con disabilità e gli studenti stranieri in Veneto. Sì, è così. Noi abbiamo più di 15.000 alunni con disabilità e conseguentemente dovremmo essere in grado di avere sul territorio un gruppo di lavoro, una dirigenza che sia in grado di programmare l'attività non solo per il prossimo anno ma per tutto l'intero triennio.